Romana, capitolo 6. O attesima. Liberazione dalla schiavitù o peccato. Qual è la circoncisione? Che abbiamo romani ancora in tuo peccato? Perché la razza di Dio potesse arrabbiare la razza ancora a noi? No, certamente. Se noi siamo morti per mezzo del peccato, come potremmo fare campare ancora in essa? Vi siete scordati che l'attesimo nostro è già unito così forte con Cristo, che ha fatto unire pure la morte sua? Per mezzo di l'attesimo, che ha già fatto unire la morte sua, noi siamo stati atterrati insieme con esso, perché così pure noi potessimo campare in una vita nuova, proprio come Gesù Cristo ha risorto dai morti, per mezzo della potenza e chi ne roglie ropata. Se noi siamo stati uniti a esso con una morte soccia a sua, abbiamo essere pure noi uniti a esso con una resurrezione soccia a sua. Una cosa potremmo dire con certezza, quella che noi eravamo prima, ma è stata chiamata in coppa croce insieme con Gesù Cristo, per smantellare e distruggere che la natura nostra chi ne è peccato e per ci liberare dal peccato. Ma se noi siamo morti insieme con Cristo, noi corremo pure e camperemo insieme con esso, perché sappiamo bene che Cristo è risorto dai morti. Non morirà più, a morte non potrà avere nessun potere più con essa. Quando essa morette per tutti i peccati, una volta per sempre. Ma invece campa e campa per Dio. La stessa cosa succede pure a voi. Pensate pure voi che siete morti per peccato e campate, mo, rinda a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. O servizio del peccato e o servizio della giustizia. Non facete più regnare il peccato rinda il corpo vostro. Pure se una vita morì, non vi mettete più sotto potere tutte quelle smanie, chi ne infamità, del corpo vostro. Non facete che diventare il corpo vostro uno strumento della infamità a servizio del peccato. Mettete invece il corpo vostro come un mezzo e bene in servizio a Dio, perché siete diventati come aquelli uomini che sono tornati a rinda morte, rinda la vita. E così il peccato non avrà più nessun potere in quello a voi, perché non si state più sotto potere della legge, ma sotto potere della razza di Dio. O cristiano è liberato dal peccato. Che cosa avessimo a fare? Ci avessimo a mettere a fare peccato perché non stiamo più sotto la legge, ma sotto la razza? Non ci sarebbe una cosa più sballata di questa. Voi sapete assai buono che se vi mettete a servizio con qualcuno, avete a mettere in pratica tutte le comandi sue. E così diventate pure schiavi suoi. Non solo è il peccato che vi porta in da morte, ma pure Dio che vi porta in una via giusta innanzi a essa. A prima voi eri schiavi del peccato, ma avete sentito con tutto il cuore vostro che è l'imparata che avete avuto. Perché sta ringraziamo a Dio perché mo non siete più servi del peccato, siete invece trasuti a servizio di tutto quello che è giusto. Sto parlando a voi che esempio che sta terra, per mezzo di tutta la sfatezza della carne vostra. Come avete messo prima tutte le parti del corpo vostro a servizio, e tutte le schifezze, e tutte le infamità, e profitti delle infamità. A così mettete tutte le parti del corpo vostro a servizio della giustizia, per vi mettere a campare in una vita più santa. Il frutto del peccato era giustizia. Quando stivo ancora sotto il potere del peccato e arrasato il volere di Dio, quale profitto buono avete avuto voi? Avete avuto solo una vita che vi portava in da morte e mo vi pigliate scorne che la vita che faceva danno. Ma invece che siete stati scippati rinda a chi il potere del peccato, siete passati rinda al servizio di Dio e il profitto che avete avuto mo è una vita che piace a Dio. E noi giorni ci farà arrivare pure rinda la vita eterna, perché il peccato ci va la morte. Dio invece c'è la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore nostro.